deve stare fermo, quindi si va avanti anche per esempio con la riforma del catasto, no? Sì, a parte questo è uno spunto, ma... Sì, no, ma la riforma del catasto, anche quello è un argomento interessante da affrontare. Faccio un po' una somma di chi mi ha, una sintesi di chi mi ha preceduto. Forse non ci rendiamo conto della gravità, dell'enorme gravità del baratro, della deriva, come avevo scritto qualche mese fa sul nostro editoriale, sul nostro blog, alla quale stiamo arrivando. Le bollette del gas, i carburanti, la mancanza della materia prima. Appena adesso il servizio che è passato parlava del nickel, l'altro giorno mi parlavano dell'urea in campagna, per cui schizzati i prezzi dell'urea molti contadini hanno deciso di non produrre più, lasciare il campo incolto. Il Terenzio Borga che parlava a nome dell'Aprolav della situazione delle stalle. Stiamo veramente collassando, questa situazione di questa guerra sta praticamente portando in velocità tutti i nervi scoperti, tutte le criticità di questa economia, di come è stata governata in questi ultimi anni. Sul discorso delle accise, io credo che qualsiasi persona ben pensante, ma che abbia un minimo di cognizione economica, io non sono un economista come il collega, ma credo sia naturale, se non altro, ridurle. Ma guardate che queste speculazioni, basta uscire e vedere cosa viene pagata il carburante a Livigno o andare in Slovenia. Spiegatemi come mai noi qui paghiamo più di 2 euro mentre dalle altre parti si parla di 1 euro 1,5 e non di 2. Perché non ci sono le accise, no? Perché non ci sono le accise? Quindi fa la differenza. E andiamo a vedere anche quanto è stato quanto questi mesi, perché sono mesi che il prezzo del carburante sta crescendo, quanto ci ha guadagnato il governo dall'IVA aumentata su questi chiamato negli anni 70 il fiscal drag. Il fiscal drag. Ma diminuiranno sicuramente i consumi. Un altro economista mi può dire diminuiscono i consumi, ma c'è un altro aspetto molto bello, che è quello di pagare l'IVA sulle accise. Quindi io pago l'IVA su una tassa, quindi IVA, imposta a valore aggiunto, la pago anche su una tassa. Allora io credo che, mi rivolgo ai veneti perché gli italiani, mi sento più vicino al popolo veneto, se fossimo in Francia forse avremmo già fatto le barricate, saremmo già per la strada a mandare veramente a casa queste persone che non hanno un minimo di competenza. Politica estera non ce n'è, perché abbiamo un ministro degli esteri che, scusate, ma è meglio che torni a vendere le bibite piuttosto che fare il ministro degli esteri. Di economia vogliamo parlare? Ci stanno lasciando morire, perché un governo che in questi giorni non ha detto una parola sul taglio delle accise, sul taglio delle tasse, nulla. Guardate, io rifaccio da anni e oggi ancora di più questo esempio qui. Un giovane che abbia la fortuna di avere uno stipendio di 1.200 euro, mettiamo 1.200 euro, uno stipendio normale come tanti giovani, che vive da solo, abbia la fortuna di vivere da solo, che paghi un affitto di 500 euro, gli mettiamo 300 euro di bollette, siamo a 800, mettiamo che abbia anche una macchina che gli serva per andare a lavoro, quindi un piccolo finanziamento, mettiamoci altri 300 euro, siamo a 1.100, l'assicurazione, tutto quanto, il bollo. Deve vivere con 100 euro. Sapete cos'è che ci hanno tolto? Ci hanno tolto la dignità. È questo che ci hanno... Non si tratta più di parlare di libertà. Hanno tolto la dignità al popolo veneto, al popolo italiano. Ed è questo che dobbiamo batterci. Perché non possiamo vivere, perché i giovani scappano, ma adesso anche gli anziani andranno via. Cioè non si può più vivere. È un cappio che abbiamo al collo. E ci hanno tolto la dignità. Dove c'è gente che a 50 anni non può andare a lavorare, deve stare a casa perché non si è vaccinato secondo una... Ma stiamo scherzando, la pandemia è passata. Via, aprire tutto, locali che sono semideserti. Aprire.
Non possiamo andare avanti in una situazione del genere, lo vogliamo capire. No, io ero allucinato a sentire quelle persone intervistate a Treviso che dicono beh ho abbassato un po' il termosifone, beh mangio meno, ma pieghiamoci sempre di più, stiamo sempre più supini, basta, è ora di finirla con queste cose. Scusate lo sfogo, ma io veramente in questi giorni sono mordo se mi fate certo parlare. Io chiederei un po' di rispetto per il Ministro. Ma quale rispetto? Ma sa un Ministro... Ma che rispetto può avere una persona che va a dileggiarsi di Putin? Ma con la figura che ha fatto Salvini... Ma perché parla degli altri? Mi scusi, ma lei mi ha parlato del suo Ministro? Allora non parli di Salvini. Guardiamo il suo Ministro che diceva toglieremo gli stipendi ai parlamentari. Però adesso c'è... I 5 Stelle se li sono tagliati gli stipendi. Ma cosa? Gli altri cosa si sono tagliati? I 5 Stelle si sono tagliati. Vogliamo parlare allora della sua professionalità? Non vogliono il finanziamento pubblico. Non vogliono, certo. Sì, non hanno i rimborsi, ha ragione. Allora parliamo della sua professionalità di ministro degli esteri che ha paragonato Putin a un animale. Va benissimo anche quello. Ha paragonato Putin ad un animale, va benissimo, è stato bravissimo. Rispetto per non innescare guerre, rispetto per le opinioni il rispetto è finito, signora. Forse non ha capito, è ora di finirla con rispetto. È ora di finirla con rispetto. Facciamo guerra, sì, guerra. Laura Puppato, prego, Baron. No, era bello perché parlare su Di Maio è talmente facile che è meglio sulla Croce Rossa. evitare. Però, Per fortuna insomma, è una persona normale. Sì. Tutti